Presidente Pozza, turismo sostenibile e grandi eventi con Milano Cortina 2026, che ricadute possono esserci sul territorio? Senz'altro delle ricadute importanti, perché è da parecchio tempo che stiamo lavorando, ad esempio noi come sistema camerale, sulla promozione di un turismo sostenibile, tant'è vero che qualche anno fa proprio qui a Cison di Valmarino a Castelbrando abbiamo portato l'evento di Mirabilia e il documento di Castelbrando è stato presentato al sede UNESCO di Parigi. Opportunità perché è una vetrina sul mondo, la bellezza dei nostri territori e la bellezza anche di questo contesto del palazzo, del castello, fa rimanere a bocca aperta, e ci sono pochi, direi, paesi come l'Italia che hanno queste bellezze e quindi noi dobbiamo sfruttarle e promuoverle al massimo. Il sistema camerale con le camere italiane all'estero lo sta facendo, tant'è vero che ne parleremo di questa nostra attività, e poi che Ambrosetti venga qui a fare il suo evento sul turismo sostenibile a Castelbrando, che la considero la Cernobbio del Nord-Est.